Quando è stato estratto dalle lamiere per Marius Tules, a 38 anni, non c'era più nulla da fare. Inutili tentativi di rianimazione da parte degli operatori del SUEM 118, con il medico che non ha potuto fare altro che constatarne la morte. Sono le 18:45 in via Roma Jesolo, quando, secondo una prima ricostruzione, l'auto dell'uomo originario della Romania ma residente in città con la famiglia sbanda, invadendo la corsia opposta e schiantandosi contro un van della Volkswagen guidato da un uomo. Con lui c'è anche il figlio. Lo scontro è frontale, violento, le auto praticamente distrutte. Occorrerà l'intervento dei vigili del fuoco della stazione di Jesolo per estrarre Tules dall'abitacolo, mentre padre e figlio se la cavano con ferite non gravi. L'intervento dei pompieri per portare la situazione alla normalità dura quasi 3 ore, fino alle 9:30 di sera. Via Roma nel frattempo viene chiusa al traffico, sul posto una pattuglia della polizia locale per i rilievi di rito. Dovranno essere gli agenti della municipale quindi a capire perché il 38enne ha sbandato, la velocità del veicolo, le condizioni di guida. Al momento non ci sono ipotesi specifiche di reato, si stanno sentendo i testimoni mentre entrambi i mezzi sono sotto sequestro. Sul corpo dell'uomo saranno eseguiti gli esami biologici.